yeah. Ha 35 anni e viene da Marsala ed è in cerca dell'anima gemella. Ciao Nino. Ciao. Allora Nino, tu sei in cerca della ragazza ideale, Sì. dell'anima gemella. Sì. Di dove sei esattamente? Di Strasat. Di Strasate, di Marsala. Marsala. Quanto tempo è che sei single? 10 anni. 10 anni. Cioè 10 anni praticamente tu non hai mai avuto una ragazza. No. E come hai fatto in questo tempo? Mi aiuta a firmare. Ho capito. Cioè a pagamento. Il pagamento. Ti sfoghi così. Sì. È naturale, giustamente, anche il corpo vuole Certo. la sua parte. Ascoltami Nino, come dovrebbe essere il tuo tipo di donna ideale? Deve essere una bionda naturale. Sì. Naturale, cioè non ossigenata. Non ossigenata. La vuoi naturale? Naturale. E come mai Nino? Cioè quelle ossigenate non ti piacciono? No, non mi piacciono le ossigenate. E come mai Nino? Ma così. Cioè tu hai questa predisposizione per le bionde naturali? Sì, bionda naturale. Anche artificiale pure buone sono. Cioè artificiale la vuoi pure? Artificiale pure. E come fai ad accorgerti se una donna è bionda naturale o Deve artificiale? essere tutta bionda. Tutta? Cioè praticamente dalla testa ai piedi? Dalla testa ai piedi. E tu la controlli? Certo. Esatto, cioè gli fai praticamente il test della prova, effettivamente se è bionda oppure no. Certo. Poi continua, poi come deve essere? Poi deve essere 1,80 m. Ah, 1,80 m, la vuoi bella alta? Bella alta. E come mai Nino? Perché mi piacciono le ragazze alte, io sono 1,75 m. Esatto, cioè le ragazze basse non deve ti essere bella e amorosa. piacciono. Bella e amorosa. E amorosa. Esatto. Isso. Tu quando sei stato fidanzato? 10 anni fa, giusto? 10 anni fa. Perché a 10 anni che sei Ma single? sembra qualche ragazza così a livello locale. Passeggero. Passeggero. Cioè usa e getta. Sì, usa e getta. Ho capito, che ti servono solo per sfogo. Certo. Però tu questa volta non vai... Mi volesse sistemare. Esatto, questa volta vai cercando l'anima gemella appunto per crearti una famiglia, dico bene? Sì. Perfetto. Allora, abbiamo parlato dell'aspetto fisico, parliamo ora dell'età. Tu hai 35 anni, quindi questa ragazza da che età dovrebbe partire? 45 anni ancora giovane. Sì. Certo. Doveva partire 35, 36, 40 anni. Anche 40 anni pure vanno bene. Sì. E come età di partenza? Un pezzo di 30 anni. Cioè dai 30 in su. Da 30 Se in ne su. viene una di 25 la vuoi lo stesso? Sì, lo stesso. Quindi partiamo dai 25 fino ad arrivare a massimo a... Esatto. Massimo? A 40, 35, 40. Se viene una da 45 anni che si presenta bene l'accetti? sì. Da 50 pure? Che ci sono No, donne a no, 50 da anni? 50 no. 50 no. Comincia a essere vecchiotta. Certo. Tu invece la vuoi più giovane, più fresca. Certo. Giusto? Va bene. E dovrebbe lavorare questa Come donna? una sigaretta. Eh? Sì. Dovrebbe lavorare? Sì. Perché tu non lavori? No. E come mai? Quanto tempo è che non lavori? Giusto a motorino, così. Ah, ho capito. A livello, diciamo, di passatempo? Sì. Sei bravo a fare il meccanico? Il motore. Di motori. Perfetto. Va bene Nino. Ascolta un'altra cosa. Abbiamo parlato, come ho detto poc'anzi, dell'aspetto fisico, abbiamo parlato dell'altezza. Deve essere bella. Bella. Cioè deve essere praticamente una ragazza perfetta. Bella snella. Certo. Diciamo che si presenti bene come aspetto fisico. Il carattere ti interessa della donna?
Sì, certo che mi interessa. Certo. Quindi Deve essere amorosa. amorosa, cioè si deve comportare bene con te. Certo. Qual è la cosa che non puoi soffrire in una donna? Quando ti piglia per fissa. Esatto. Cioè non deve prenderti in giro, No, ma deve essere sincera. deve dirti tutto, Certo. dall'A alla Z, Dall'A alla Z. qualsiasi cosa. Stessa cosa. Se una donna ti mancherebbe di rispetto, la perdoneresti? Certo. Cioè se ti mancherebbe di rispetto per quanto riguarda Certo. tradimenti, Certo. la perdoni? Ve ne mettiamo sotto fa, mettiamo va. Esatto. Cioè, l'importante è che lei lo dice. Certo. Cioè, se lei ti dice io ti ho tradito, tu l'accetti, la perdoni, basta che te lo dice. Certo. E questa è già una grande cosa, è una qualità che tu hai. Nga. Va bene, Nino. Ascolta, parlaci un po' di te. Cioè, che tipo sei? Che tipo di carattere hai? Come passa il tempo? Parlaci un po' di te. Passa il tempo, Ferri, sembra che la Vespa. C'hai la Vespa? C'è la Vespa. La macchina non ce l'hai? No, la patente mi hanno ritirata. Ho capito. E come mai? Perché aveva un motore, un 125 ci voleva patentino A. Ho capito. Mi ritirare la patente. E ora sei con la Vespetta. Il regolo, tutte cose. Perfetto. Cammini col casco. Eh. Va bene, continua. Come passi il tempo della giornata? La mattina a che ora ti alzi? La mattina mi alzo alle 6:30. E come mai così presto, Nino? Perché la sera mi cocco presto. Esatto. E quindi la mattina ti alzi presto. Mi E la sera? Mi vai a bar, faccio colazione, poi mi metto a ferrare. Esatto. Marsala, Marsala. Mai sala. La zona più, diciamo, più lontana che ti sei avventurato? Castelvetrano. Castelvetrano, sempre con la La Vespa. Vespetta. Esatto. Io di Castelvetrano. Un po' di te. Mi hanno detto che tu hai delle qualità. Tu praticamente sei un amante dei film D'azione. di azione. Sylvester Tipo Stallone, Sylvester Van Damme, Van Damme, Schwarzenegger. Schwarzenegger. E mi hanno detto Steven Seagal. Esatto. Mi hanno detto che praticamente tu sei, come dire, diciamo, sai fare alcune mosse. Faccio fare alcune mosse di arti marziali. arti marziali. Te la cavi benissimo. Eh. E difatti tu ora farai un'esibizione di arti marziali. Perché è la tua passione. A disposizione, qual è il problema? Perfetto, Nino. Va bene. Stavo dicendo, la sera a che ora vai a dormire presto? A che ora? Alle 10. Alle 10. Ti vedi di solito la TV? La TV. Qualche Texas Ranger, come la 11. Ah, poi? E poi vado a dormire. Esatto. Ascolti musica? Sì. Quale musica ascolti? Discoteca. Discoteca. Le canzoni napoletane ti piacciono? Pure mi piacciono, non solo discoteca. Esatto. Il tuo cantante preferito? Discoteca? No, in generale. Nino D'Angelo. Nino D'Angelo. Ah, e poi? Gianni Celeste. Gianni Celeste. Non mi ricordo l'auto come si chiama. Vabbè, là siamo. No? Come genere. Sempre dopo siamo. Va bene.
Amiche telespettatrici, è qui Nino, 35 anni, di Marsala, sta cercando la sua donna ideale. Nino cerca una ragazza che parta dai 25 e arrivi fino ai 45 anni. È qui e non vede l'ora di incontrare la sua anima gemella, dico bene Nino? Sì. In questo momento ci sono le ragazze che sono attaccate al telefono e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi dare un messaggio particolare guardando la telecamera? Chiamate, chiamate, chiamate. Perfetto. Vuoi dire altro? No, basta. Perfetto, era un bellissimo messaggio, vi raccomando ragazze e donne che state guardando Nino, 35 anni di Marsala che sta cercando l'anima gemella, telefonate al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta pure. Ciao Nino. Ciao, ciao ciao, telefonate.